posso. Alleluia! Per chi egli vive di speranza ho, per chi egli vive posso credere, per chi egli vive di speranza ho. Un altro giro! Per chi egli vive posso credere, per chi egli vive di speranza ho. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. La chiesa, io voglio restare. Perché? Vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più. Alleluia. Alleluia. Tu puoi dire gloria a Dio? Gloria al nostro Signore. Noi siamo qui per adorare il nostro Signore Gesù Cristo. Noi siamo qui per rendere il nostro onore a Lui, perché Lui è santo, 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 santo per sempre. E così come gli angeli cantano in cielo, noi vogliamo adorarlo con questa parola, con questa adorazione. Noi vogliamo dichiarare a santità del nostro Signore oggi qui, santo per sempre. Gli angeli cantano santo, santo. Tutta la creazione canta santo, santo. E noi anche vogliamo cantare santo, santo. Molte generazioni arrese in lode, cantando una canzone all'agne. Quelli che sono andati da te e quelli che crederanno, cantando una canzone all'agne. Cominciamo dall'inizio. Molte generazioni arrese in lode, cantano. quelli che sono andati da te e quelli che crederanno, cantando una canzone all'agnello. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione dichiara esaltato sei, santo, santo per sempre. Che è stato perdonato e redento. Canto una canzone. Colui che è libero, colui che è libero e porta il suo nome. Canto una canzone all'agnello per sempre, e per sempre canteremo amen. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione dichiara santo.
esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta, santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Tuo nome è il più alto, tuo nome è il più grande, il tuo nome. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Dichiara che il suo nome è il più alto, il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano, santo, tutta la creazione, santo, esaltato, santo, santo per sempre, santo per sempre. Il tuo popolo canta, santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Tu sempre sarai, Santo, 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 santo per sempre, 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 sempre. tu sempre sarai, Santo, santo, santo. santo per sempre. Cantiamo il tuo nome. Tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, Tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. e gli angeli clamano, santo, tutta la creazione. Esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta, santo, tu sempre sarai,
Spirito Santo. Tu sei così grande, Signore. Tu sei così che noi non possiamo spiegare, Signore, quanto è grande la Tua presenza, quanto è grande la Tua santità, Signore. E Signore, Signore, anche se il Signore è così grande, anche se la Tua santità è così grande, il Signore ci conosce ognuno. Il Signore sa chi siamo. Il Signore ci conosce, il Signore sa ogni necessità che noi abbiamo. Il Signore sa la nostra storia. Signore, Tu sei così santo, così grande, ma il Signore ogni giorno vuole avere un momento con noi, Signore. Signore, ogni giorno vuole avere un momento speciale, un prezioso momento, un momento in cui noi rivolgiamo tutta la nostra attenzione a Te, alla Tua grandezza, Signore. Il Signore è così grande, ma, Signore, è pronto ad ascoltare ognuno di noi, è pronto, Signore, di sentire la nostra storia, di capire la nostra storia, di conoscere i nostri cuori, di ascoltare, Signore, quello che abbiamo bisogno. Grazie, Padre, perché in ogni momento, il Signore mai ci lascia. E con Te, Signore, ogni momento è prezioso. Noi Ti chiediamo questa sera, Signore, che ogni distrazione della nostra mente possa scappare via e che noi possiamo, Signore, avere un prezioso momento con Te. Portaci, Signore, in questo momento a un luogo, Signore, dove solo io e Te, Signore, possiamo vivere un momento speciale. Portaci in un luogo in questo momento, Signore, e che il nostro pensiero non sia distratto, ma che noi possiamo rivolgere, Signore, a Te, Signore. Che noi abbiamo appena cantato che Tu sei santo, Signore, ma nonostante questo, Signore, Tu sei qui. Nonostante questo, Tu ci stai ascoltando, nonostante questo, la Tua presenza noi possiamo sentire in questo luogo. Signore, Tu sei così grande, Signore, ma se noi come figli chiediamo un abbraccio, se noi come figli corriamo verso di Te, Signore, il Signore è pronto a riceverci. Se noi, Signore, rivolgiamo il nostro pensiero a Te, il Signore ci ascolta. Prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità. Prendimi per mano e non lasciarmi andare via. Prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità. Prendimi per mano e non lasciarmi andare via. Portami in un luogo dove solo io e Te ci godiamo il momento. Ti amo, papà. Ho bisogno del Tuo amore, senza di Te non vivo. Prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità. Prendimi per mano e non lasciarmi andare via.
portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Portami, portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai posto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed aiuto. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed aiuto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato. Cambiato la mia vita, mi hai donato l'aiuto, mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo il papà, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Io voglio te, solo te, solo te, niente più di te. Io voglio te, solo te, solo te, niente più di te. Io voglio solo te, solo te, sempre più
dove sono io e te, ci godiamo il momento. ti amo papà. La settimana scorsa è stato predicato, per chi si ricorda, che Gesù vuole avere un momento di intimità insieme a noi, un momento da solo insieme a te. E questa canzone ci ha ricordato ancora questo. E io voglio chiederti in questo momento che tu possa prenderti questo momento di intimità insieme a Lui. Io voglio chiedere al gruppo di Lode se può cantare ancora una volta una parte di questa musica e che tu possa prenderti in questo momento questa parte di intimità insieme a Gesù. Io credo che Lui è qua presente in questo luogo, io sento il suo muovere, sento la sua presenza e questa presenza questa sera vuole avere un momento di intimità con te. Dimentica la persona che è al tuo lato, dimentica i problemi che ti sei portato qua dentro. E in questo momento concentrati solo e unicamente sullo Spirito Santo di Dio che vuole parlare al tuo cuore. Solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà. Ho bisogno del tuo amor, senza di te non vivo. Portami dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà. Ho bisogno del tuo amor, senza di te non vivo. Dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà. Ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Amen. In questo momento, Signore, noi
Siamo ansiosi, desiderosi di ascoltare una parola che possa essere ministrata alle nostre vite, ai nostri cuori. E qualunque sia, Signore, la parola che Tu sai che ogni persona qua dentro ha bisogno, che oggi questa Tu possa rivolgere ai nostri cuori, che noi possiamo uscire di qua consapevoli, più consapevoli di chi Tu sei nelle nostre vite, e che possiamo renderti grazie, Signore, per tutto quello che Tu sei e per ciò che Tu fai in ognuno di noi e per ognuno di noi. Nel nome di Gesù, Signore, benedici questo momento e che la Tua parola possa essere ministrata alla Tua Chiesa. Per questo io Ti prego, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Chiedo se si possono accendere le luci. Aspettiamo i nostri pre-teens, kids che vanno di là nella loro lezione, nel loro momento di cultuare il Signore come finché noi lo facciamo di qua. Nel frattempo voglio presentare i visitanti che sono con noi questa sera. Oggi c'è qua Mattia e Samantha che sono lì, c'è anche Karen, amica di Sonia, e c'è anche il papà di Fabio che è tornato a visitarci dal Brasile, oggi è qua insieme a noi, eccolo là dietro. Cosa possiamo dire ai nostri visitanti? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Se c'è qualcuno vicino a loro che può dargli un abbraccio, farli sentire benvenuti, parte di questa famiglia, di questo corpo di Cristo, questo corpo che noi oggi celebriamo nella Santa Cena del Signore. Mattia, Samantha, Karen, il nostro desiderio sempre per chi ci visita è che possiate uscire di qua, come per tutti quanti noi, con un po' di questa presenza di Dio che ci sta accompagnando questa sera. Ok, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie. Anzi, senza aprire le vostre Bibbie, perché leggeremo un versetto dal capitolo unico del libro del profeta Abdia. Quindi non vi chiedo di aprire le vostre Bibbie perché probabilmente ci mettiamo più tempo a cercare questo capitolo che a leggere il versetto. Lo leggiamo tutti insieme da qua. Abdia, capitolo 1, versetto 21. Oggi voglio cercare di costruire insieme a voi un ragionamento biblico partendo da un argomento e andando a finire su un altro argomento, ma vedremo che in realtà tutto quanto avrà a che vedere con la stessa cosa, ovvero con uno degli attributi del nostro Signore. Libro del profeta Abdia, questo famosissimo profeta biblico, capitolo 1 e unico, versetto 21, che è l'ultimo versetto. Dice così: i salvati saliranno sul monte di Sion per giudicare la montagna di Esaù. Allora il regno sarà del Signore. Amen. E con queste parole finisce il libro del profeta Abdia. Questo versetto è un versetto che fino a qualche anno fa reputavo il mio versetto preferito della Bibbia. Fino a pochi anni fa ciò che più di tutto mi catturava l'attenzione della Bibbia, della parola di Dio e della vita cristiana era ciò che noi vivremo nell'aldilà. Era la cosiddetta escatologia, no? La dottrina dei tempi futuri.
mi piaceva ascoltare mi piace ancora, ma un tempo mi piaceva proprio ascoltare quelle lodi pentecostali, no, brasiliane, che parlano di Apocalisse, del ritorno di Gesù, delle trombette che suoneranno e tutto il resto, no? E oggi ho degli altri versetti preferiti nella Bibbia, non è più questo, ma sicuramente questo è un versetto che mi è sempre piaciuto e ancora mi piace molto. E questo versetto ci rivela una verità che come si può dire, spesso è fraintesa di quello che noi vivremo nell'aldilà. No, in questo versetto ci sta dicendo che i salvati saliranno sul monte di Sion. Quando parla del monte di Sion, metaforicamente sta parlando del paradiso, ok? Chiamiamolo così affinché sia comprensibile per tutti. E saliranno sul monte di Sion, cioè in paradiso, per giudicare la montagna di Esaù. Anche qua è una metafora, la montagna di Esaù si sta riferendo a quel luogo in cui saranno i perduti, le persone che non si salveranno, i non credenti, chiamateli come volete. E questo ci fa capire un qualcosa di ciò che noi vivremo in paradiso, no? Vi siete mai chiesti che cosa vivremo noi in paradiso? Mi ricordo, mi sembra l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo fatto il nostro culto di Natale. Non è mai un culto sul Natale, no? È sempre un culto che parla di qualcosa, ma non parla mai proprio esplicitamente del Natale. Mi sembra 1 o 2 anni fa abbiamo fatto questo culto intitolato Cielo, in cui abbiamo fatto anche un video, non so per chi si ricorda, in cui chiedevamo a tutti i bambini secondo loro com'era il cielo, no? Mi ricordo soltanto la frase che aveva detto Benjamin, che ha detto: ci saranno tante case che saranno tutte di vetro, di vetro e di cristallo, e avranno delle finestre. Alcune saranno di vetro, alcune saranno di cristallo, ma tutte quante avranno le finestre, no? Non so perché Benjamin ha questa idea che le case nel paradiso hanno le finestre, ma insomma ad ogni bambino della chiesa avevamo chiesto di descrivere un po' secondo loro com'era il paradiso, no? Ovviamente loro nella loro ingenuità hanno cercato di descriverlo, ma effettivamente se noi cercassimo di descrivere il paradiso, in che modo lo descriveremo? Ci sono pochissime definizioni di ciò che sarà il paradiso nella Bibbia. Troviamo qualche spunto negli ultimi libri dell'Apocalisse, troviamo qualcosina, sappiamo che ci sarà un fiume azzurro, no? Ci sarà l'albero della vita, ci saranno delle cose, sì, ci saranno le strade d'oro, no? e piene di pietre preziose, insomma sappiamo qualcosina, ma non sapremo bene come sarà la nostra vita dopo questa, no? E oltre alla descrizione dell'ambiente, chissà proprio noi che cosa faremo in paradiso. Molto spesso si pensa che noi canteremo come cantano i santi, no? O come cantano i redenti che sono descritti in Apocalisse per 24 ore al giorno: santo, santo, santo è il Signore. Ma non penso che sia così. Per chi non piace cantare, non preoccupatevi che noi non canteremo per 24 ore al giorno santo, santo, santo. Prima di tutto perché i giorni non saranno da 24 ore. Lì non c'è la notte, non c'è neanche il sole, Dio stesso sarà la luce, quindi i giorni non saranno da 24 ore. Quindi se veramente canteremo santo, 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 non sarà per 24 ore al giorno, ma sarà eternamente. Oltre a questo, noi in questo versetto possiamo capire che faremo dell'altro oltre che cantare. In questo versetto del profeta Abbia ci viene detto che noi che ci salveremo, e in nome di Gesù ogni persona qua dentro, io credo e desidero che si salverà, giudicheremo la montagna di Esaù. Noi non passeremo tutto il tempo a cantare, noi in cielo avremo anche altri compiti. Uno di questi compiti sarà quello di giudicare l'inferno, di giudicare i perduti. Noi saremo dei giudici nell'aldilà. E non solo questo, noi saremo anche quasi dei re. Perché dico questo? C'è scritto in Apocalisse capitolo 3, Gesù scrivendo una lettera alla chiesa di Laodicea, alla fine dice: a chi vince io lo farò sedere sul mio trono. Non ci farà sedere vicino a lui, non ci farà sedere su una sedia qualunque o su un trono qualunque. Gesù ci farà sedere sul suo trono.
così come anche lui si è seduto presso il Padre suo. Insomma, lassù nel cielo noi faremo tante cose, e una particolarità che noi avremo lassù in cielo saranno delle corone. Non so se vi siete mai messi una corona in testa, ma vi assicuro che tutti quanti noi avremo almeno una corona. Perché dico almeno una corona? Perché noi siamo certi, attraverso 2 versetti della Bibbia almeno, Giacomo capitolo 1 versetto 12 e anche Apocalisse 2:10, che tutti i salvati avranno la corona della vita sulla loro testa. Ma non sarà l'unica corona che noi vestiremo. Noi vestiremo anche delle altre corone. In Filippesi, al capitolo 4 versetto 1, Paolo dice così: perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. Qua Paolo sta dicendo che la chiesa di Filippi, i filippesi, erano la sua corona. Perché la sua corona? Perché queste persone erano persone che Paolo aveva convertito, o che Paolo aveva discepolato, o che Paolo in qualche modo aveva fatto raggiungere al Signore. E ogni persona che noi riusciamo a convertire, ogni persona che noi discepoliamo, ogni persona che noi portiamo al Signore, diventa una corona sulla nostra testa. Ora, quanti qua hanno già portato qualcuno a Cristo? Possono alzare la mano. Vari di noi hanno già portato qualcuno al Signore. Avete una corona sulla vostra testa? Ancora no? Molto bene, ancora no, perché la corona di cui ci parla qua Paolo non è una corona cosiddetta corruttibile, non è una corona materiale, o almeno non per ora, non è una corona che oggi noi possiamo vedere sulla nostra testa. La corona di cui ci sta parlando Paolo è una corona incorruttibile. È per questo che Paolo scrive in 1 Corinzi 9:25: chiunque fa l'atleta è preparato, è temprato, è allenato in ogni cosa. E loro lo fanno per raggiungere, per vincere una corona, un premio che è corruttibile, ovvero che col tempo non varrà più niente. Quindi noi che stiamo lottando per un premio, per una corona incorruttibile, per un premio, per una corona eterna, per un premio, per una corona che varrà per l'eternità, dovremo lottare ancora di più. Queste corone che noi guadagniamo, questi premi, queste ricompense, questi tesori che noi guadagniamo salvando vite, sono tutte cose che ci verranno date nell'aldilà. E quando ci verranno date? Ci verranno date un giorno in cui tutti quanti noi ci presenteremo davanti a un tribunale, il tribunale di Cristo. Ci sono più versetti nella Bibbia che ci parlano di questo momento, di questo tribunale. Questo tribunale sarà un tribunale speciale, perché non tutti passeranno da questo giudizio, soltanto i salvati. Ma come ho detto, tutti quanti noi saremo salvati, e quindi prepariamoci, perché tutti quanti noi passeremo da questo tribunale. E in questo tribunale si valuteranno le nostre opere. Come le nostre opere? La salvezza è per grazia. Certo, la salvezza è per grazia, e questo nessuno ce la toglie. Quando noi saremo salvati, non saremo salvati per le nostre opere, saremo salvati per la grazia di Gesù, quella grazia che oggi noi celebriamo attraverso la Santa Cena, quella grazia che è stata versata su tutti quanti noi il giorno che Gesù ha vinto la morte, risuscitando e vincendo per noi. Questo è certo, noi siamo salvi per grazia, eppure c'è un tribunale dal quale passeremo, che è il tribunale di Cristo, in cui non saremo giudicati per grazia, ma saremo giudicati per opere. E queste opere per le quali saremo giudicati saranno le opere che faranno sì che noi arriveremo nel regno dei cieli con tante corone, con poche corone, con tante ricchezze, con poche ricchezze. Ognuno di noi avrà una ricchezza diversa in base alle opere che ha fatto qua sulla terra. Sapevate di questo? Non saremo tutti quanti uguali forse lassù in cielo. Chi qua avrà fatto di più, chi qua avrà lavorato di più, gli sarà detto: bravo, servo buono e fedele, vieni con me nel regno dei cieli,
vieni con me, io ti darò di più. Questo è quello che noi vivremo lassù nel regno dei cieli. E la Bibbia, la parola di Dio, Gesù stesso, ci esorta a ricercare questa ricchezza qua sulla terra, ci esorta a ricercare queste corone, a ricercare questi premi. Gesù vuole che noi arriviamo là stramega ricchi, non ricchi perché siamo ricchi qua sulla terra, ma ricchi di buone opere che ci porteranno nel regno dei cieli. Quando Gesù sta facendo quel famoso sermone della montagna in Matteo capitolo 6, a un certo punto dice così: fratelli, sta parlando con i suoi discepoli, no? Con quelli che saranno salvati, gli dice: non fatevi tesori qua sulla terra. Perché? Perché qua sulla terra i tesori prima o poi non varranno più niente, o può anche essere che un ladro ve li porti via. Piuttosto fatevi tesori lassù in cielo, dove nessuno ve li potrà portare via, dove saranno eterni. In questo versetto Gesù non sta criticando i ricchi, non pensate questo. Molti fino a un po' di tempo fa, no? Fino a qualche decina, centinaia di anni fa, si condannava apertamente la ricchezza per i cristiani. I cristiani non dovevano vivere nella ricchezza, i cristiani dovevano essere completamente poveri, senza averi, senza niente, no? C'era questo pensiero, ma la Bibbia non ci dice questo, e questa parte della Bibbia non ci sta dicendo questo. Gesù non sta dicendo non potete essere ricchi. L'insegnamento di Gesù non è sull'essere o non essere ricchi qua sulla terra, è sull'essere o non essere ricchi lassù in cielo. Gesù sta dicendo: non fatevi tesori qua, piuttosto ricercate i tesori di lassù. Non sta dicendo non devi essere ricco qua, sta dicendo devi essere ricco lassù. E in che modo noi possiamo essere ricchi lassù? L'abbiamo appena detto, ma ci sono versetti che ci confermano ancora di più questo. In prima Timoteo, il capitolo 6, Paolo scrivendo a Timoteo dà delle istruzioni molto precise, gli dice: Timoteo, ai ricchi che ci sono intorno a te, devi dirgli che si vestano di buone opere, devi dirgli che non si inorgagliscano, devi dirgli che non siano troppo avari e troppo attaccati alle loro ricchezze. Non sta dicendo non devono avere ricchezze, no, possono averle, ma non devono essere troppo attaccati alle loro ricchezze. Piuttosto usino queste ricchezze per aiutare chi è in difficoltà, usino queste ricchezze per darle al prossimo, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire e per ottenere la vera vita. Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 19. Perché questi ricchi dovevano riempirsi di queste buone opere, usare le loro ricchezze per fare del bene anche agli altri, per mettersi da parte un tesoro che è lassù, che non è qua giù. Questi versetti ci insegnano che si può essere ricchi, sì, non c'è nessun problema, ma ci insegnano soprattutto in che modo ottenere il nostro tesoro, la nostra ricchezza, la nostra corona, il nostro premio. In portoghese si dice il nostro galardão, no? Lassù in cielo. È questo che ci stanno dicendo questi versetti. È fondamentale che noi ci presentiamo a questo tribunale di Cristo pieni di queste buone opere, pieni dell'aver fatto il bene qua sulla terra. In questo tribunale, come ho detto, saremo giudicati per le opere e Gesù dirà: tu sei salvato, però durante la tua vita hai commesso questo peccato. Tu sei salvato, sì, però durante la tua vita non hai tenuto molto a freno la lingua, no? Tu sei salvato, ma la tua vita è stata infruttuosa, non hai portato nessuno ai miei piedi. Tu sei salvato, sì, ma che cosa hai fatto per il regno di Dio? La parola di Dio è una parola che sì ci porta alla salvezza, ma la nostra vita cristiana non deve fermarsi all'essere convinti e il sapere che siamo salvati. Abbiamo parlato questa settimana, abbiamo cominciato il discepolato per i battesimi, e una cosa che abbiamo detto è che il battesimo non è un punto di arrivo della nostra vita. Mai, non pensiate mai che il battesimo sia un punto di arrivo per la vostra vita. Piuttosto pensate al battesimo come l'inizio, come il primo passo, come quando il direttore di gara spara quel colpo in aria e tu inizi la corsa.
Questo è il battesimo, questo è l'inizio della nostra vita. Il fatto che noi siamo salvati rappresenta l'inizio della nostra vita cristiana. E da qua in avanti noi dobbiamo cominciare a fare queste buone opere, noi dobbiamo cominciare a riempire la nostra vita di cose buone per il regno di Dio. E questo non lo facciamo soltanto per il regno di Dio, lo facciamo anche per noi, perché se noi riusciamo a fare queste buone opere, se noi riusciamo a vivere una vita di santità, se noi riusciamo a tenere a freno la lingua, se noi riusciamo a non essere litigiosi, se noi riusciamo a perdonare, se noi riusciamo a evangelizzare, a convertire, a discepolare persone, se noi riusciamo ad aiutare il prossimo, a essere compassionevoli, se noi riusciamo a fare tutte queste cose, quando arriveremo lassù avremo un tesoro incorruttibile e gigantesco di cui potremo godere. E non lo so in che modo noi potremo usare questo tesoro. Questo la Bibbia non ce lo rivela pieno. Non so se con questa mega ricompensa che noi avremo, se avremo convertito tante persone, noi ci potremo comprare un bell'attico in riva al fiume Azzurro, no? Per uscire ogni tanto a prenderci il sole alla luce di Dio e fare un tuffo nel fiume Azzurro. O se potremo comprarci una chakra, no? Una fattoria brasiliana vicino all'albero della vita, no? Non so se potremo fare queste cose qua, ma una cosa ci viene detta, che noi faremo con queste ricompense, che noi faremo con queste corone. E voglio che state attenti a questo passaggio della Bibbia che si trova in Apocalisse, al capitolo 4, dal versetto 8 in avanti. C'è scritto così: le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte d'occhi tutti intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli, gettando le loro corone davanti al trono e dicendo: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, di ricevere l'onore e di ricevere la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistettero e furono create. Sicuramente questo noi faremo con le nostre ricchezze che guadagneremo. Noi faremo in cielo con quelle abbondanti corone con le quali noi arriveremo, perché avremo fatto grandi cose su questa terra per il regno del nostro Signore. Noi prenderemo queste corone e le getteremo ai piedi del Signore dei Signori, del Re dei Re, adorando in questo modo la sovranità di Dio. Ciò di cui io voglio parlarvi oggi, nel tempo che mi rimane, è questo attributo del nostro Signore, ovvero la sua sovranità. La sovranità di Dio non è qualcosa che noi dovremo vedere e adorare soltanto lassù in cielo, ma è qualcosa che noi possiamo, dobbiamo e dovremo iniziare ad adorare anche qua giù sulla terra. C'è uno dei nomi di Dio nella Bibbia che è El Elyon, che significa il Dio Altissimo. Quando Dio viene chiamato in questo modo non si sta riferendo alle sue proprietà fisiologiche, non ci stanno dicendo che Dio è altissimo perché è molto alto o perché è molto grande. Ci sta dicendo che Dio è altissimo perché non c'è nessuno che è al di sopra di Dio. Dio è Signore dei signori, Dio è il Re dei re, Dio è al di sopra di ogni potenza che c'è su questa terra, Dio è al di sopra di ogni potente che ancora oggi vive su questa terra. Non c'è nessuno che si può innalzare al di sopra di L'unico che ha pensato soltanto di innalzarsi al di sopra di lui è stato un certo Satana. Noi vediamo, grazie, noi vediamo questo passo in Isaia, il capitolo 14,
in cui vediamo Satana che dice: io mi innalzerò al di sopra di tutte le stelle di Dio, io porterò il mio trono lassù, io sarò simile a El Elyon, io sarò simile all'Altissimo. Satana è stato l'unico che ha voluto, ha cercato, ha tentato di innalzarsi al di sopra di Dio, e noi sappiamo molto bene quanto Dio lo ha fatto cadere in basso, facendolo cadere come una meteora su questa terra. Non c'è nessuno che si può comparare alla grandezza, alla sovranità del nostro Dio. E la sovranità di Dio noi la possiamo vedere in ogni ambito della nostra vita. Ci sono tante storie nella Bibbia, tanti episodi in cui noi possiamo vedere la sovranità di Dio e quanto vale fidarsi della sua sovranità. Un giorno gli apostoli erano su una barca in mezzo al mare, vedono Gesù in mezzo all'acqua. Pietro gli dice: se tu sei veramente Gesù, dimmi di venire da te e io verrò. Gesù chiama Pietro e Pietro scende dalla barca. Perché Pietro scende dalla barca? Perché Pietro è convinto che El Elyon, che Gesù, che il Signore è Signore sopra l'acqua, è Signore sopra ogni elemento, è Signore sopra le leggi della gravità, è Signore sopra le leggi della fisica. Non c'è niente che possa essere superiore al Dio Altissimo. Un giorno Sadrach, Mesach e Abednego furono gettati dentro una fornace ardente, riscaldata 7 volte di più di quanto era riscaldata solitamente. Ma quando Nabucodonosor, il re di Babilonia, guarda dentro la fornace, vede 4 uomini al suo interno e non 3, e il quarto uomo era simile a un figlio degli dei. Sadrach, Mesach e Abednego, prima di essere gettati, avevano detto una frase al re Nabucodonosor: tu ci puoi anche buttare là dentro, ma di sicuro il nostro Signore ci salverà, perché Lui è sovrano sopra i giudizi del re, Lui è sovrano sopra i giudizi delle nazioni, Lui è sovrano sopra i decreti che oggi ognuno di noi può vivere nella sua vita. Quanti di noi hanno già ricevuto decreti nella propria vita? Ci sono persone qua dentro che hanno già ricevuto decreti anche di morte. Eppure Dio è sovrano sui decreti dei medici, Dio è sovrano sui decreti di qualsiasi autorità di questa terra. La sovranità di Dio è ineguagliabile. Tu puoi dire no, i potenti possono dire no, ma se Dio dice sì, nessuno cambierà quel sì. Dio è colui che ha in mano la chiave di Davide, che ciò che Lui apre nessuno può chiudere, e ciò che Lui chiude nessuno può aprire. Lui è sovrano, Lui è altissimo, Lui è Elyon sopra ogni giudizio, Lui è Elyon sopra ogni cosa. Un giorno Ezechia ha ricevuto la visita del profeta Isaia che gli dice: Ezechia, tu morirai molto presto. Ezechia allora si gira verso il muro, comincia a piangere e comincia a pregare Dio. Perché Ezechia prega Dio? Perché non c'è nessuno al di fuori di Dio che può dargli più anni di vita. Dio è sovrano sopra la vita e sopra la morte. Dio è sovrano sopra ogni entità di questa terra e sopra ogni entità dell'altro mondo. Non c'è nessuno che si può eguagliare alla sovranità del nostro Dio. I discepoli un giorno erano in mezzo al mare in tempesta. Erano tutti pieni, presi dalla paura. Gesù stava dormendo. I discepoli vanno a svegliare Gesù e gli dicono: Gesù, salvaci! Perché i discepoli vanno da Gesù? Perché non c'è nessuno che può fermare la tempesta al di fuori del nostro Signore. E non so quali sono le tempeste per le quali ognuno di noi sta passando nella sua vita, ma sono sicuro che ognuno di noi è passato, passa o passerà per tempeste, perché Gesù ce l'ha promesso: nel mondo avrete tribolazioni, ma non preoccupatevi, io sono sovrano sopra le tribolazioni. La sovranità di Dio è qualcosa che nessuno può togliere, e se tu hai un qualche problema nella tua vita, tu puoi avere fede e fiducia sulla sovranità di Dio sopra il tuo problema. Un giorno il re Davide, quando ancora non era re, aveva un problema veramente grande, anzi letteralmente un gigante di problema, che era il gigante Golia. Ma finché Davide andava verso Golia, Davide disse così: Golia, tu vieni contro a me con la lancia, con la spada, col giavellotto, ma io vengo contro di te nel nome del Signore degli eserciti. Non c'è nessun gigante, non c'è nessun ostacolo, non c'è niente che possa essere superiore o sovrano al di sopra di Dio. E questo è qualcosa che noi dobbiamo intendere.
e dobbiamo preoccuparci quando noi non facciamo fiducia sulla sovranità di Dio. Ci sono innumerevoli esempi nella Bibbia di persone che non hanno avuto fiducia in Dio e per questo motivo sono fracassate, sono cadute, sono morte. Uno di questi esempi è il re Asa, che noi troviamo nel libro delle cronache dei re di Giuda, di Israele. Il re Asa era un re che si è comportato bene tutta la vita, aveva sconfitto tanti eserciti con l'aiuto del sovrano, dell'onnipotente, di El Elyon. Ma quando un giorno dovette combattere contro un esercito, lui invece di allearsi con Dio, si alleò con un esercito nemico. Quando lui sconfisse gli avversari in battaglia, un profeta venne da Asa e gli disse: forse Dio non ti ha aiutato in tutte le altre battaglie che hai fatto, perché questa volta ti sei alleato col nemico invece di affidarti a lui. Dopo di questo il re Asa fu colpito da una malattia ai piedi, una malattia molto grave, una malattia che probabilmente 2 anni dopo lo portò alla morte. La Bibbia specifica solo una cosa di questa malattia. In questa malattia il re Asa non si affidò a Dio, ma si affidò ai medici. Non sto dicendo che affidarsi ai medici è qualcosa di sbagliato, mi raccomando, ma dobbiamo sapere una cosa: quando noi ci affidiamo a Dio, non esiste malattia, non esiste esercito nemico, non esiste niente, sentenza, ostacolo che possa contrapporsi a quello che Dio può fare nelle nostre vite. Dobbiamo fidarci della sovranità di Dio sopra ogni cosa. Lui è sovrano, Lui è sovrano. Puoi dire alla persona vicina a te: Dio è sovrano, Dio è sovrano. E per questo motivo nel Salmo 91 sta scritto: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Chi abita al riparo di El Elyon, chi abita al riparo della sua sovranità, riposa all'ombra dell'Onnipotente. E tu non dovrai temere gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, non dovrai temere la peste, non dovrai temere le tenebre, non dovrai temere lo sterminio, non dovrai temere niente. 1000 potranno anche cadere al tuo lato e 10.000 dall'altro, ma tu non sarai colpito. Se tu ti affidi alla sovranità che Dio ha su questo mondo e sull'altro. Così è nel cielo e così è sulla terra. Dio non è solo sovrano sugli eventi atmosferici, Dio non è solo sovrano sugli ostacoli, Dio non è solo sovrano sulla vita, sulla morte, sulla malattia e su tutte le altre cose di questo mondo. Ma la cosa più importante che noi dobbiamo iniziare a intendere e vivere soprattutto è che Dio è sovrano sulle nostre vite. Dio è il Signore sulle nostre vite. Ho già detto questo 2 settimane fa, ma voglio ridirlo. In Romani al capitolo 10 c'è un versetto che noi usiamo spesso quando facciamo quell'appello alla fine del culto, dove diciamo: se tu vuoi dichiarare che Gesù è il tuo Signore e Salvatore, allora vieni qua davanti e pregheremo per te. Questo versetto di Romani 10 non cita la parola Salvatore. La parola Salvatore è qualcosa che noi aggiungiamo, è una verità biblica, è qualcosa in cui dobbiamo credere, ma il versetto di Romani 10 dice tutt'altro. Dice: se tu con la tua bocca confessi che Gesù è il tuo Signore, che Gesù è sovrano sulla tua vita, che Gesù è re sulla tua vita, e nel tuo cuore credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, allora tu sarai salvato. Quello che noi dobbiamo intendere è che Gesù è Signore sulle nostre vite. Gesù è Re sulle nostre vite, più che su tutte le altre cose che ci sono in questo mondo. Tu personalmente devi capire che Gesù è il capo della tua vita, è Signore sulla tua vita, è padrone della tua vita. È Lui che ti ha salvato, è Lui che ti ha creato e Lui è sovrano su di te. E per questo motivo, come lassù in cielo, gli anziani abbiamo visto che gettano le loro corone ai piedi del Signore, e anche noi faremo questo, così anche oggi qua sulla terra noi dobbiamo dare ciò che abbiamo di più prezioso al nostro Dio. Noi dobbiamo adorare Dio con il meglio che noi abbiamo. Non è qualcosa che noi faremo
solo lassù in cielo. Lui è Signore e sovrano anche qua, oggi, sulla terra, nella nostra vita. E per questo motivo, anche qua, noi oggi dobbiamo lodare e adorare Dio, lanciando ciò che di meglio abbiamo ai Suoi piedi. C'è un episodio in Genesi al capitolo 14 in cui Abramo sconfigge molti re in guerra e alla fine di questa guerra lui torna a casa con tantissimi tesori, con tutto il bottino che ha ricevuto da questa guerra. E finché torna a casa incontra per la strada un sacerdote, Melchisedec, che era sacerdote del Dio Altissimo, era sacerdote di El Elyon. E quando Melchisedec incontra Abramo, Melchisedec benedice la vita di Abramo e Abramo decide di prendere quei tesori che aveva guadagnato da queste guerre e il 10%, la 10ª parte di questi tesori la consegna al Dio Altissimo, la consegna a Melchisedec. Ora, dare ciò che noi abbiamo di meglio a Dio è qualcosa che noi dobbiamo fare se riconosciamo che Lui è Signore sulla nostra vita, che Lui è sovrano sulla nostra vita, che Lui è sovrano su tutto quello che noi siamo e che su tutto quello che noi abbiamo. Mi piace tantissimo questa decima di Abramo, perché è diversa da tutte le altre decime che noi vediamo nella Bibbia. Sappiamo che a partire da Mosè Dio ha cominciato a dare la legge della decima, che tutti quanti dovevano separare il 10% delle loro rendite e portarle a Dio. Sappiamo che vediamo questa Prova? Sì, si sente? Non si sente? Si sente poco. Puoi alzare un po' per piacere? Io sento pochissimo. Prova. Ok, grazie mille. Ok, stavo dicendo che la decima di Abramo mi piace particolarmente più di tutte le altre decime, perché appunto dal tempo di Mosè Dio ha dato questa legge di dare la decima. La decima era una legge, noi vediamo questa legge nell'Antico Testamento, vediamo questa legge continuare anche nel Nuovo Testamento, ma prima di Mosè la legge della decima non c'era. Prima di Mosè non c'era l'obbligatorietà di donare qualcosa a Dio, di dare qualcosa a Dio. Eppure Abramo, di sua libera e spontanea volontà, ha preso tutto quello che aveva guadagnato da questa guerra e ha detto: io voglio consegnare il 10% a Dio. Perché? Perché Abramo riconosceva che senza l'intervento di Dio lui non avrebbe potuto sconfiggere quei molti re in quella guerra. Abramo riconosceva che Dio è Signore, che Dio è sovrano, che tutto quello che lui era, che tutto quello che lui aveva vissuto e che tutto quello che lui aveva non sarebbe potuto avvenire se Dio non fosse stato con lui. Tutto questo ci fa capire che la sovranità di Dio, lassù in cielo come qua sulla terra, è onorevole di una ricompensa da parte nostra. Ora, io non sto dicendo che noi dobbiamo obbligatoriamente dare la decima, noi non predichiamo questo in questa chiesa, ognuno è libero di dare quanto vuole, quanto desidera il nostro Signore. Noi ci basiamo su quel versetto che vedete passare tutti i culti nel momento delle decime e delle offerte. Dia ognuno quanto ha in cuor suo, perché Dio ama un donatore gioioso, così come era stato gioioso Abramo a decidere nel suo cuore di donare quella decima. Non sto dicendo e non voglio parlare di soldi in questo momento. Se vuoi riconoscere questa sovranità di Dio facendo un'offerta, benvenute tutte quelle dai 10.000 in su, senza problemi. Ma non sto parlando di questo, sto parlando di dare qualcos'altro a Dio, in quanto Lui è sovrano della nostra vita. La prima cosa che noi dobbiamo dare a Dio come sovrano della nostra vita è obbedienza. Noi dobbiamo obbedienza a Dio, perché Lui è Signore sulla nostra vita.
Ora prendiamo un esempio molto semplice. Se tu stai lavorando e hai qualcuno al di sopra di te, un capo, un responsabile, e quel capo, quel responsabile ti dice che tu devi venire al lavoro vestito in un certo modo, che tu al lavoro puoi fare questo ma non puoi fare questo, tu certamente non trasgredirai alle leggi di quel lavoro. Dio non è diverso, anzi Dio è sovrano sopra il tuo capo di lavoro. Quindi se Dio ci dà dei comandamenti, se Dio ci dà delle leggi, a quelle leggi noi siamo tenuti a rispettare, se noi consideriamo che Dio è sovrano sulla nostra vita. Ma non solo l'obbedienza, anche donare il tempo è qualcosa che noi dobbiamo dare a Dio. Donare tempo a Dio oggi è qualcosa che è molto difficile nella frenesia della nostra vita. Ma se noi riconosciamo che Dio è sovrano su di noi cominceremo a dare tempo a Dio per fare le opere che Lui vuole che noi facciamo. Un'altra cosa che noi possiamo donare sono le risorse. Come ho detto, se tu vuoi fare un'offerta, è un'offerta, ma non sto parlando solo di risorse materiali. Dio ti ha dato doni e ti ha dato talenti che tu puoi dare, puoi donare al regno di Dio. Allora comincia a restituire a Dio ciò di cui Lui ti ha riempito. Comincia a usare per Dio i tuoi doni, comincia ad usare per Dio i tuoi talenti, comincia ad usare per Dio ciò che Lui per primo ti ha dato. Ho citato prima un versetto della parabola dei talenti. In questa parabola Dio dà talenti a delle persone e vuole che queste persone usino questi talenti affinché possano ridarli a Lui. A coloro che riescono a moltiplicare questi talenti, Dio dice: vai, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, io sarò fedele nel molto. È qualcosa di meraviglioso la sovranità di Dio sulle nostre vite. Dio è Signore lassù in cielo e è Signore qua giù sulla terra. Non è solo Signore sulle circostanze, ma noi dobbiamo intendere più di tutto e vivere che Dio è Signore e sovrano sulla nostra vita. Voglio leggere con voi un versetto prima di terminare, che si trova nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, dal versetto 5 in avanti. Chiedo al gruppo di lode se vuole salire. Possiamo alzarci in piedi che stiamo per terminare? Questi versetti ci dimostrano ancora una volta la sovranità di Dio sulle nostre vite. E dicono così: che possa dimorare in voi lo stesso sentimento che abitava in Gesù, il quale non ha considerato l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma ha svuotato se stesso, ha preso forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio sulla terra, nei cieli e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore, alla gloria del Padre. Amen. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore in ogni momento della tua vita. Gesù è stato Signore quando ancora tu non lo conoscevi, e Gesù sarà Signore fino all'eternità. Là nei cieli noi sappiamo che adoreremo la sua sovranità, che noi prenderemo le ricchezze che abbiamo accumulato con le nostre buone opere qua sulla terra e le getteremo ai suoi piedi per innalzarlo e glorificarlo. Ma questo non è qualcosa che noi possiamo vivere solo nell'aldilà. Adorare Dio con il meglio che noi abbiamo è qualcosa che noi dobbiamo iniziare a fare già qua sulla terra. E se oggi tu non stai adorando e non stai riconoscendo la sovranità di Dio sulla tua vita,
Questa sera lo Spirito Santo ti invita e ti esorta a riconoscere che Dio è Signore sulla tua vita, ieri, oggi e nei secoli dei secoli. Dio è sovrano e tutto ciò che tu sei e tutto ciò che tu hai e tutto ciò che per te ancora deve avvenire è per mezzo di Lui e è per Lui. Io voglio finire questo momento prima di prendere la Santa Cena e voglio chiederti se tu ti puoi inginocchiare, come c'è scritto qua in questo passo di Filippesi che abbiamo appena letto, dove dice che ogni ginocchio si piegherà davanti alla sovranità del nostro Signore. E finché la lode canta, se tu puoi piegare le tue ginocchia, riconoscendo che Gesù è Signore sulla tua vita, e in questo modo dare a Lui la migliore adorazione che tu puoi dargli questa sera. Amen. Sarai
sia il Re dei Re, Santo, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Santo, 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 Santo per sempre. Tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli cantano, Santo, tua creazione, Santo, esaltato sei, Santo, Santo per sempre. Il tuo popolo clama, Santo, sia Re dei Re, Santo, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre. tu sempre sarai. Santo, 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 Santo per sempre. Santo per sempre, sempre. Tu sempre sarai. Santo, Santo, Santo per sempre. La cosa più meravigliosa della sovranità di Dio è che nonostante Lui sia Re sopra ogni cosa, nonostante Lui sia Signore, sia Padrone sopra ogni cosa, nonostante Lui sia l'Altissimo, Lui sia sovrano, un giorno Lui ha deciso di scendere in mezzo a noi, di diventare uguale a noi, di soffrire come noi e di morire per noi. La sua sovranità non gli ha impedito di amarci nel modo più unico e più vero possibile, donando la sua vita per me e per te. E questa sera noi celebriamo quel momento attraverso la Santa Cena del Signore. Io voglio chiederti se puoi alzarti in piedi, se possiamo accendere le luci. Chiedo alle nostre sorelle che servono la Santa Cena oggi se possono venire qua. Voglio leggere insieme a voi il testo della Santa Cena che si trova nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, dal versetto 23 in avanti. L'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, dice così:
poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, Gesù prese anche il calice e disse: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane, ogni volta che voi bevete da questo calice, voi state annunciando la mia morte fino al mio ritorno. Signore Gesù, in questo momento, Signore, noi vivremo questo momento unico e questo momento desiderato che è la Santa Cena. Io ti chiedo, Signore, che in questa celebrazione nessuno di noi venga a prendere questo corpo e questo calice senza distinguere, senza discernere in questi il tuo corpo e il tuo sangue. Signore, che questi alimenti, quando entreranno dentro di noi, possano creare una rigenerazione spirituale, possano ravvivare spiriti, possano ravvivare ministeri, possano ravvivare doni, possano ravvivare talenti, possano ravvivare ciò che tu hai messo dentro di noi affinché noi possiamo usarli per la tua gloria. Signore, che questa Santa Cena possa essere un momento indimenticabile nella vita di molti in questo luogo, che non sia soltanto un momento in cui prendere parte di questo corpo, ma che ancora di più possa essere quel momento di intimità che tu desideri con ognuno di noi. Benedici, Signora, in questo momento questi alimenti, benedici ogni mia sorella, ogni mio fratello, benedici la tua Chiesa, benedici te stesso, nel nome di Gesù, Signore. Che la Santa Cena di questa sera possa essere per tutti quanti un momento indimenticabile alla tua presenza. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Piangono perché il Salvatore è morto sulla croce, suo sangue ha versato per i miei peccati, tutte le mie colpe su di lui. Con ultimo respiro, mentre guardavi il cielo, il sole del mattino si è spento. Una grande battaglia fatta contro la morte, sconfitto fu. La terra ha tremato, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore
si è mosso, il suo perfetto è per sempre. O morti, dove sei? Il re risuscito ha vinto con potere. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. Questo pane rappresenta un corpo e non è un corpo normale, è il corpo del Signore dei Signori, è il corpo del Dio Onnipotente, è il corpo di colui che ha creato i cieli e la terra e ogni creatura che è in essa, è il corpo di colui che un giorno ha deciso di salvare la tua vita. Tutti insieme, come uno in Cristo, riceviamo il corpo del nostro Signore Gesù. E così come Gesù fece con i suoi dopo la cena, prendiamo questo calice che rappresenta il sangue che il Dio sovrano ha versato per tutti quanti noi. Prendiamolo in memoria di Lui. Pouco si è mosso, il tuo perfetto amore è per sempre. La terra ha Tremato, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore è per sempre. O morti, dove sei? Il re risuscito ha vinto con potere.
cantiamo alleluia, lui ha vinto. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto. Alziamo i piedi. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto. La terra ha tremato, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore è per sempre. Oh morti, dove sei? Il risuscito ha vinto contro te. Oh morti, dove sei? Oh morti, dove sei? Ha vinto contro te. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto. Risuscitò. Possiamo adorare Dio con un applauso in questo momento. Lui ha vinto, Lui è risorto e ti sta aspettando per passare l'eternità insieme a Lui. Stiamo arrivando verso la fine del nostro adorarti di Santa Cena. Dopo il culto ci sarà qualcosa là fuori da mangiare che ci aspetta, quindi non andate via subito. Se avete la possibilità rimanete, passiamo un momento di comunione per parlare con qualcuno e vivere l'essere uno in Cristo. Vogliamo dare alcuni avvisi delle prossime settimane. Il primo già per domani, che è un avviso per i nostri
teens e per i nostri giovani Fusion. Abbiamo il pre-Fusion alle 2:30 qua in chiesa. Pre-Fusion alle 2:30. C'è da portare una bibita, fammi leggere un attimo Alex, una bibita e frutta, bibita preferita e frutta preferita. E dopo il pre-Fusion ci sarà alle 4 il Fusion. Questo mese inizia un nuovo titolo che è Relazioni. Quindi domani pomeriggio per giovani e teens qua in chiesa, a partire dalle 2:30 col pre-Fusion e poi il loro Fusion. Prossimo avviso, si vola all'11 di agosto. Abbiamo il primo B-Brazier per uomini, domenica 11 agosto alle 9 di mattina. Il primo culto degli uomini qua in chiesa, tutti gli uomini sono obbligati a venire qua in chiesa alle 9, avremo questo momento insieme. Vi avviso già che durerà fino alle 10:30, quindi venite puntuali alle 9, durerà fino alle 10:30 perché alle 10:30 noi uomini avremo un compito molto importante, altrimenti dovranno farlo le donne, quindi capitemi perché è una cosa molto importante che finiamo il B-Brazier alle 10:30, perché dopo il B-Brazier ci sarà la grigliata della nostra chiesa, quindi alle 10:30 dobbiamo finire perché dobbiamo fare il fuoco e iniziare a mettere sulla carne, perché se non lo facciamo noi dovranno farle le nostre mogli, e qualcuno ha già storto il naso quando ho proposto questa cosa. Quindi il B-Brazier degli uomini, il primo B-Brazier alle 9 di mattina fino alle 10:30, ma alle 12:30 lo stesso giorno ci sarà la grigliata qua in chiesa, è aperta a tutti, quindi portate mogli, bambini, zii, nonni, nipoti, amici, parenti, colleghi di lavoro e anche altre persone. Trovate il banner qua anche sui social della chiesa, sul nostro gruppo di WhatsApp. È importante però che ci sia la prenotazione, quindi la prenotazione deve essere fatta almeno fino a 2-3 giorni prima, mi sembra che avevamo detto al 7 o 8 di agosto, quindi giovedì prossimo, e per prenotare dovete parlare con Tainara là dietro, alza bene la mano che non tutti ti conoscono Tainara, quindi parlate con lei dopo il culto o se no durante la settimana su WhatsApp per prenotare il vostro posto e la vostra famiglia. Prossimi avvisi li lascio con mia moglie. Alleluia! Allora, il 21 agosto, il 21 agosto noi avremo il nostro Be Brave per donna. Adesso ogni mese noi avremo, non mancheremo più, in nome di Gesù. Alle ore 20 tutte le donne sono invitate, portate un'altra donna ancora per fare parte di questo tempo. Amen? Avete visto quanto ci mette Enrico a parlare della grigliata? Quasi di più. Amen? Pode passare il prossimo avviso? Allora, questa è una cosa all'improvviso. Stavo pensando bene se fare o no, ma Dio ci ha dato la possibilità di questa donna di essere qua con noi, una psicologa e pastora, Lucilea Godoy. Lei, quante persone la conoscono qua? Due, Giacomo, a Gabi, la Rose la conosce, a Thay la conosce anche, Thay, alza la tua mano per fare un po' di numeri. È una bravissima predicatrice, è una bravissima donna che ha aiutato tante donne in questo luogo. Ha aiutato anche noi, è stata una consigliera per noi due, ha aiutato Enrico anche in tante cose. Un giorno vi racconterà Enrico. È un'opportunità molto grande che lei sia qua. E io penso che è un regalo di Dio in un tempo in cui io so che tante donne hanno bisogno di questo. Noi faremo un ritiro che sarà 11, 12 e 13, so che è il giorno della settimana, avete un mese per organizzarvi, sarà tutta la giornata, no,
sarà mercoledì, dopo le 2 saremo già lì su, giovedì tutto il giorno e venerdì tutto il giorno. 3 giorni, ci sarà un costo di 50 euro per tutto incluso, cibo, dove dormire, anche la venuta dalla psicologa, che dobbiamo anche pagare il biglietto, che lei sarà in Germania, quindi la porteremo fin qua. È una cosa molto importante, e che se tu riesci, fai un sforzo veramente per esserci con noi, perché so che è un tempo, un regalo di Dio, un tempo di cura, un tempo di trasformazione per noi donne. Amen? Dio ha tante cose per fare tramite noi donne in questa nazione, in questo luogo, e noi dobbiamo essere guarite per guarire. Non possiamo guarire se noi non siamo guarite. Quindi è un tempo di rinnovo, è un tempo di rifugio per noi donne. Amen? Ok, non dimenticatevi della grigliata l'11 agosto. Bene, sono finiti i nostri avvisi, quindi prima di terminare dobbiamo fare il nostro momento delle decime delle offerte. Tu che hai portato la tua offerta, tu che hai portato la tua decima, la tua primizia, in questo momento sei benvenuto a portarla alla casa del Signore. Ci sarà la missionaria Catera dietro col POS, tu che vuoi fare la tua offerta con la carta, col bancomat. Come sempre non usiamo il metodo del POS per chiedervi più soldi, no? È soltanto per un fatto di comodità. Io personalmente giro poco coi contanti ancora in tasca, pago tutto con la carta, probabilmente anche molti di voi, quindi è per facilitare l'offerta che magari questa sera Dio ha messo nel tuo cuore. Dopodiché, se vi ricordate, nella parola ho detto che se uno vuole offrire 10.000 euro, benvenuti, anche di più, Ok, facciamo una preghiera per consacrare le nostre decime, le nostre offerte al Signore, che possano essere usate al meglio per la sua opera e che la vita di tutti quanti noi possa essere benedetta. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento portiamo a te le nostre decime, le nostre offerte, le nostre primizie, ma soprattutto quello che tu hai messo nel nostro cuore di portare con gioia alla tua casa. Benedici quindi, Signore, queste offerte che possono essere usate al meglio all'interno della tua opera per il mantenimento della tua casa, affinché quest'opera in questa città possa continuare a prosperare, essere rilevante e raggiungere molte anime per la tua gloria. E oltre a questo, Signore, ti chiedo di benedire ogni famiglia qua presente e qua rappresentata, che nel nome di Gesù la tua benedizione sia sopra di loro. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo questa sera. Amen. Presenza degli uomini, nella presenza degli angeli, sempre io ti loderò, ti loderò. Anche se siamo in guerra, Alza i piedi! celebrerò la mia vittoria. Bravissima! Io ti loderò, ti loderò Su tutta la terra, di nuovo quando si sentirà la tua allegria, è la forza che ci dà Dio, loderò, loderò.
Suona! Sentirà un nuovo suono, il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono, e alleluia, alleluia. Abbiamo avuto compleanni da festeggiare in questa settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni che voi sappiate? Non c'è nessuno che ha compiuto gli anni? Ok, allora... Hai compiuto gli anni, Cristiano? Questa settimana? È vero! Cristiano ha compiuto gli anni! 70. 9 anni. Allora vi chiedo di stendere la vostra mano verso Cristiano per benedire la sua vita e questo nuovo anno che Dio gli ha concesso. Signore Gesù, in questo momento ti preghiamo per il nostro fratellino Cristiano, Signore. Ti chiediamo, Signore, che tu possa essere con lui in questo nuovo anno, riempiendolo, Signore, di gioia, di allegria, di divertimento, Signore, di meglio che tu hai dal cielo per lui. Fallo crescere, Signore, in statura, in intelligenza e nelle tue vie. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Cris, tanti auguri a te. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Possiamo fare così con le nostre mani per ricevere la benedizione del nostro Signore, che la stessa benedizione che abbiamo chiesto sulla vita di Cristiano possa essere nelle case di tutti quanti noi, che la pace che viene da Dio, che la sua salute, che la sua gioia, che il suo amore possano riempire la nostra settimana e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen.